Si tratta del secondo blitz straordinario nelle case di riposo e nelle strutture per disabili delle 9 ULSS del territorio regionale, controlli a sorpresa voluti dalla Regione per valutare ed accertare i servizi per gli ospiti e lo standard di qualità. In 6 mesi abbiamo controllato una struttura su 5 in Veneto, allargando questa volta anche alle strutture per disabili, quindi sia le comunità di alloggio, quindi le comunità residenziali, sia i centri diurni, quindi quelli semiresidenziali. Gli ispettori regionali si sono presentati in 18 case di riposo per un totale di 2.439 posti letto e in 19 strutture per disabili, tra centri diurni e comunità alloggio per un totale di 322 posti. I risultati sono più che soddisfacenti. Solo in un caso, in provincia di Rovigo, la valutazione è risultata insufficiente. Soddisfatto il governatore del Veneto Luca Zaia, continueremo così perché è un'azione di controllo e di accompagnamento e anche di segnalazione alle autorità competenti di quello che troviamo. Questo è un dato molto positivo e anche confortante, vuol dire che in Veneto insomma anche tutto il sistema sociosanitario è un sistema oggi buono, un sistema che ci dà dei risultati molto positivi, vuol dire insomma che c'è attenzione, vuol dire che c'è attenzione rispetto all'ospite, rispetto ai familiari, rispetto alle esigenze dell'ospite, che sia disabile, che sia anziano, non autosufficiente, ma anche in quella che è la cura dei particolari, quindi percorsi personalizzati, momenti di socializzazione, la cura degli arredi personali, insomma, che fanno sentire l'ospite o il residente come a casa propria. Per i parametri di valutazione è stato tenuto conto dei servizi, l'accoglienza agli ospiti, la pulizia e di comfort degli ambienti, compresi gli arredi, fino all'adeguatezza delle aree esterne e il loro utilizzo. Le criticità più ricorrenti per le 18 case di riposo sono le segnalazioni di limitata areggiatura, punti di umidità, pulizia carente e impossibilità di personalizzare le stanze con i propri oggetti. Positivi invece tutti i parametri relativi al personale e alle cure rese agli ospiti. Tutte le segnalazioni di criticità sono state già comunicate alle ULSS di competenza, che avranno il compito di adottare i necessari provvedimenti e monitorare il ripristino degli standard di qualità prescritti. I controlli ovviamente continueranno a sorpresa anche nei prossimi mesi.